Manca ancora più di un mese all'arrivo del Giro d'Italia a Bassano del Grappa, ma la corsa in rosa piomba già in Consiglio Comunale. Nell'ultima seduta dell'amministrazione di Elena Pavano andata in scena giovedì sera è stata posta all'attenzione della Giunta dalle opposizioni un'interrogazione sui costi dell'evento in cartellone il 25 maggio. E questa è la risposta. C'è un contratto che RCS ci chiede di sottoscrivere di 200.000 euro che con una variazione, uno stanziamento che voteremo questa sera vengono previsti come utilizzati dall'avanzo per consentire all'ente pubblico di sottoscrivere un contratto avendo la forza economica. L'annuncio da parte della sindaca ha causato una forte reazione. La domanda se 250.000 euro con cui si possono sistemare i serramenti di un paio di scuole sia una cifra sostenibile per le casse del Comune di Bassano. Ma il consigliere comunale non è l'unico a dire che con quei soldi si poteva fare anche qualcos'altro per la città e c'è chi sostiene che invece la cifra sia addirittura superiore ai 250.000 euro. Si tratta di un vero e proprio spreco di denaro pubblico, perché risorse importanti come queste potrebbero essere utilizzate anziché per sponsorizzare un grande evento, per aiutare le tante società sportive che abbiamo presenti nel nostro territorio, che lavorano 365 giorni all'anno per far crescere i nostri giovani e non solo. Attenzione però, sul fatto che il Giro d'Italia sia una vetrina di grande importanza e prestigio per Bassano, sono tutti d'accordo. Il Giro d'Italia è un grande evento di portata internazionale che giustamente va sostenuto, ma va sostenuto come? Attraverso le sponsorizzazioni esterne, quindi trovando degli sponsor che aiutano l'amministrazione comunale a sostenere questo tipo di grandi iniziative, cosa che stanno facendo tutti i comuni che ospitano una tappa di arrivo o di partenza del Giro d'Italia. Il sistema messo in piedi dalla sindaca sembra però traballare sul versante del reperimento dei fondi. Il grande errore è stato fatto qualche mese fa, quando si è deciso di togliere la delega nella gestione del Giro d'Italia all'assessore Mariano Scottò. Il sindaco ha voluto avvocarsi a sé questa importante organizzazione, sta di fatto che non ha contattato gli sponsor e oggi i cittadini bassanesi pagheranno 250.000 euro per un giorno di grande evento, per un giorno dove anche il sindaco magari avrà modo di fare la sua passerella politica.